Ciao, benvenuto. Con il video di oggi voglio iniziare una nuova una serie dedicata alle mappe, alla cartografia, ovviamente cartografia e mappe per l'escursionismo. Ti voglio parlare di che cosa sono le mappe, come si usano, vedremo qualche tecnica e parleremo sia di mappe tradizionali, quindi cartacee, ma ti voglio parlare anche delle mappe digitali. Ormai le mappe digitali sono molto diffuse, possono essere utilizzate sui GPS cartografici, su praticamente tutti gli smartphone, ma le mappe digitali si possono consultare da computer, quindi possono essere molto utili per pianificare l'escursione prima di uscire. Per il video di oggi, il primo della serie, ti voglio parlare di che cos'è una carta topografica da escursionismo, quali sono quelle caratteristiche che deve avere per essere utile, sia sul campo che a casa, e poi vediamo come una carta topografica può essere utilizzata sia in campo ma anche a casa prima dell'escursione per pianificare nel migliore dei modi la nostra uscita. Per tutte le nostre attività outdoor, la carta migliore che possiamo portarci dietro durante le nostre escursioni e che possiamo utilizzare per pianificare un'escursione è sicuramente la carta topografica da escursionismo. Una carta topografica ha una base molto solida. La base è stata disegnata secondo le regole della topografia, quindi chi ha costruito la carta è andato sul campo, ha misurato con tecniche topografiche le distanze, gli angoli, e riporta tutti gli elementi in maniera precisa su una carta. Quindi il mondo 3D, il nostro mondo in cui ci muoviamo in 3 dimensioni, viene riportato in 2 dimensioni in maniera molto fedele. La carta topografica solitamente ha comunque qualche errore, ma gli errori sono minimi e le distanze e gli angoli vengono mantenuti nel miglior modo possibile. Poi quando una carta topografica, che sostanzialmente di solito è in bianco e nero o presenta pochi colori, ad esempio le carte topografiche probabilmente più famose in Italia sono le IGM, quelle dell'Istituto Geografico Militare. Queste carte sono a 3 colori, la nuova serie deve essere a 5 colori, quindi sono carte praticamente in bianco e nero che non riportano molti colori, non aiutano più di tanto con i colori. In realtà quando una carta topografica, diciamo, passami il termine, diventa da escursionismo, c'è qualcuno che va a prendere una carta praticamente quasi in bianco e nero, la colora in modo da aiutarne la lettura. Ecco che quindi abbiamo una carta topografica da escursionismo, quindi base topografica estremamente precisa con quasi tutti gli elementi presenti nel territorio e una base colorata. I colori aiutano ovviamente a discriminare le diverse zone, i fiumi in blu, i prati in verde, i boschi verde più scuro, le zone rocciose più chiare. Poi spesso una carta da escursionismo presenta dei drappeggi, dei retini magari nelle pareti rocciose, nelle zone più ripide, e in più c'è un altro elemento che aiuta molto nella lettura della carta, che è l'ombreggiatura. L'ombreggiatura sono delle ombre che vengono applicate a diverse zone della carta e aiutano a rendere tridimensionale un qualcosa che ha solamente 2 dimensioni. Ecco che quindi per l'escursionismo noi possiamo anche utilizzare una semplice carta topografica, ma sarà più difficile la lettura di tale carta, quindi diciamo che le carte, soprattutto quelle dell'IGM, sono indicate a, diciamo, utenti esperti o comunque a chi vuole scarabocchiare sulla carta, prendere misure, segnarsi angoli, punti. Ecco che per, diciamo, l'utente medio che ha bisogno di una carta per andare a camminare sui sentieri è meglio puntare sulle carte da escursionismo, che presentano più elementi dedicati per l'appunto all'escursionismo. Adesso che sappiamo che cos'è una carta topografica da escursionismo, vediamo quali elementi deve avere. Innanzitutto l'elemento forse più importante quando si sceglie una mappa è il rapporto di scala. Per l'escursionismo il miglior rapporto di scala è l'1 a 25.000, ovvero 1 centimetro sulla mappa rappresentano 250 metri nella realtà. Una carta alla scala 1 a 25.000 riporta una buona quantità di elementi disegnati, ha molte informazioni e quindi diciamo che è di facile lettura. Inoltre il rapporto 1 a 25.000 è comodo perché 4 cm corrispondono ad 1 km, quindi quando si vanno a fare delle misure sulla mappa diciamo è facile riportarle nella realtà. Un'altra scala che si usa nell'escursionismo è l'1 al 50.000, ad esempio le IGM sono anche all'1 a 50.000
però è una scala che ha meno dettaglio, quindi ci sono meno elementi e diciamo che è più indicata per utenti un po' più esperti, per il classico escursionismo della domenica, ma anche per escursioni un po' più, cioè, sicuramente anche per escursioni più impegnative. Comunque sempre secondo me è meglio utilizzare l'1 a 25.000, che è veramente una scala comoda e riporta un sacco di elementi. Un altro elemento importante da controllare nelle carte è la leggenda. La leggenda deve essere completa, cioè tutti gli elementi che noi troviamo nello spazio carta devono poi essere descritti nello spazio leggenda. Potrà essere stupido, però se vediamo un simbolo, non sappiamo che cos'è, dobbiamo trovare una sua descrizione in leggenda, perché potrebbe interessarci proprio quel simbolo. Se noi non sappiamo che cosa rappresenta, diventa praticamente inutile. Quindi una buona carta da escursionismo deve avere una buona leggenda. Inoltre è soprattutto negli ultimi anni, e soprattutto per chi utilizza il GPS, è molto importante che nella leggenda o comunque nello spazio carta da qualche parte ci sia indicato il datum su cui si basa la carta e il sistema di coordinate. Datum e sistema di datum e di sistema di coordinate ne parleremo probabilmente in un video dedicato, però per ora ti basti sapere che se noi abbiamo un GPS, leggiamo delle coordinate su questo GPS e vogliamo riportarle sulla carta, il datum e il sistema di coordinate in cui il GPS calcola le coordinate deve corrispondere al datum e al sistema di coordinate su cui è stata costruita la carta. Altrimenti noi leggiamo le coordinate sul GPS, cerchiamo di riportarle sulla carta e il punto che troveremo non corrisponderà al punto reale in cui siamo. Quindi soprattutto per chi usa il GPS è molto importante che la carta indichi datum e sistema di coordinate. Un altro aspetto importante delle mappe è la data di stampa o comunque di aggiornamento della mappa. Solitamente le mappe si comprano, poi si tengono per anni. È molto facile che possano passare 10-15 anni. Noi abbiamo la mappa, ogni tanto la utilizziamo, magari poi non giriamo sempre nella stessa zona, cambiamo anche zone, quindi la mappa resta lì nella nostra libreria. Poi un giorno la prendiamo, andiamo a guardare, troviamo un sentiero che in realtà magari non esiste più. Perché questo? Perché diciamo che se nel tempo una mappa resta corretta da un punto di vista altimetrico, da un punto di vista degli elementi rappresentati ci possono essere delle variazioni. Ci può essere una frana, un sentiero viene chiuso e dismesso, oppure semplicemente viene aperta della nuova viabilità forestale, vengono costruiti dei nuovi rifugi, dei nuovi bivacchi. Se abbiamo una carta vecchia questi elementi non ci sono, per cui è importante controllare se sulla carta c'è, di solito dovrebbe esserci, o la data di produzione della carta, o la data di stampa, o la data di aggiornamento. Diciamo che è importante utilizzare delle carte aggiornate. È ovvio che in montagna gli elementi non cambiano come in una zona antropizzata, però diciamo che carte vecchie di 15-20 anni possono avere delle lacune, quindi diciamo è sempre meglio avere delle mappe aggiornate. Ti ripeto, ovviamente non cambiare la mappa ogni anno, però mappe vecchie di 15-20 anni direi che è meglio aggiornarle. Allora, questi in breve erano quegli elementi diciamo importanti in una mappa topografica perché sia effettivamente utile quando noi andiamo a leggerla. Come va utilizzata una carta? Tutti pensano alla carta in escursione, dice la carta deve stare nello zaino perché mi serve se mi perdo. In realtà perdersi quando si va per sentieri è un po' difficile, capita, purtroppo può capitare. Io solitamente la carta la utilizzo magari per capire bene o male dove sono, quanto mi può mancare a raggiungere un obiettivo, ma solitamente mi serve per soddisfare delle curiosità durante l'escursione, ad esempio il nome di una montagna, il numero di un altro sentiero che magari vedo dalla cima di una montagna, dove va a finire un sentiero ad un bivio o il nome di un torrente. Difatti la carta non va utilizzata solo quando ci si perde. Arriviamo su una cima, vogliamo capire i nomi delle cime che vediamo, si prende la carta, la si orienta, la si legge e si riesce a capire le cime. Si possono calcolare le distanze, i dislivelli. La carta può essere utilizzata in diversi modi sul campo. Poi ovviamente se ci siamo persi possiamo cercare di triangolare la nostra posizione, possiamo tramite il GPS calcolare, riportare le coordinate sulla carta, oppure semplicemente siamo stanchi, possiamo vedere se c'è un sentiero che ci permette di accorciare la strada. Queste sono quelle operazioni diciamo semplici che possono essere effettuate con la carta sul campo.
Però la carta non va utilizzata solo quando siamo in natura. Uno degli usi principali della carta deve essere la pianificazione dell'escursione. Diciamo, durante un'escursione noi, già prima di affrontare un'escursione, noi dovremmo sapere bene o male quali sono gli incroci con gli altri sentieri, dove andremo, circa il dislivello, ed eventualmente se ci sono sentieri che ci permettono di accorciare il giro. Tutte queste informazioni si ricavano leggendo la carta prima di uscire sul campo, quindi la sera prima, il giorno prima, si apre la carta, si dice domani vado lì. Prima cosa da controllare secondo me è il numero del sentiero. Dobbiamo sempre sapere qual è il numero del sentiero CAI o sentiero qualsiasi che stiamo seguendo, per cui segnarsi il numero, segnarsi se ci sono fonti d'acqua, se ci sono rifugi, bivacchi, se magari ci sono pezzi critici. I sentieri vengono indicati con diversi modi a seconda del grado di difficoltà. Poi per l'appunto possiamo vedere se ci sono delle vie di fuga, se possiamo intraprendere un giro ad anello, se possiamo accorciare il giro in caso di necessità. Queste sono tutte informazioni che ricaviamo da una carta e lo dobbiamo fare prima di uscire. Quindi carta topografica da escursionismo sempre nello zaino, eventualmente da utilizzare se serve in escursione, ma è anche importante utilizzarla a casa prima per pianificare l'escursione. Siamo giunti alla fine del primo episodio di questa miniserie dedicata alle carte da escursionismo. Quindi oggi abbiamo visto che cos'è una carta topografica e come può essere utilizzata sia sul campo che a casa per pianificare l'escursione. Ovviamente le cose che ti ho detto probabilmente forse le conoscevi già, sono cose molto base, molto semplici. Secondo me è importante conoscere anche la base. Bisogna partire dalla base, conoscere le cose più semplici e poi si possono fare cose più difficili. Come al solito il mio video vuole essere da spunto per dopo andare ad approfondire guardando altri video o leggendo articoli, libri. Le fonti sono molte, si possono trovare moltissime informazioni anche semplicemente su internet. Ovviamente, come al solito, sotto in descrizione cerco di lasciarti qualche link che potrebbe essere utile. Ti invito a lasciare un commento, fammi sapere se l'argomento ti interessa, se hai particolari domande riguardo alle mappe cartacee, digitali, tecniche di utilizzo della mappa. Per il primo episodio mi fermo qua. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Intanto io ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.